Settima corsa, premio Lively, montepremi di 8.800 euro, tutto dedicato a europei di 4 anni, vincitori da 7.500 a 20.000 euro nella carriera. Una corsa ancora con l'autostart sul miglio, andiamo a leggere il campo dei partenti che stavolta è un po' più nutrito, con l'1 Gin Tonic Cup interpretato da Riccardo Pezzatini, 2 Giselle Gar, Andrea Ferrara, 3 Guantanamo Trio, Giuseppe De Filippis, 4 Gogollona, Filippo Monti, 5 Giorgio Daghi, Giorgio Cassani, 6 Granito Jet, Manuel Pistone in seconda fila, 7 Goya Griff, Alessandro Dettoris, Gilda Spritz, Andrea Farolfi, 9 Gioietta, Sandro Miraglia, Gas BFC col 10 Maurizio Cheli, Guisarda ASM con l'11 Massimo Compagno. I cavalli stanno per terminare la curva, sono tutti allineati, non c'è nessuno cavallo fuori dall'allineamento, la macchina accelera le operazioni e chiude le ali e così si parte. Abbiamo davanti a tutti il numero 3 di Guantanamo Trio, se vogliamo abbastanza previsto, ma ci prova al suo esterno Giorgio Daghi. È molto esterno, è molto largo, per cui deve subito rientrare dalle proprie intenzioni. Poi abbiamo subito Gogollona che si mette sulle tracce di Guantanamo Trio. All'interno in seconda posizione della corda Giselle Gar, ottimamente partita, e poi abbiamo Gin Tonic Numero Cup in terza 10 posizione. BFC 14-6 per partire, siamo squalificato. nella retta delle scuderie e Guantanamo Trio se l'è decisamente presa. Guardate, Giuseppe De Filippis prova a contenere la voglia del cavallo di correre, ma ovviamente il parziale è 29,3 per i 400 metri e insomma si è presa un po' allegra per la categoria. Quindi davanti a tutti abbiamo Guantanamo Trio, alla sua destra Gogollona, e in seconda posizione della corda abbiamo invece Giselle Gar, e poi abbiamo già Granito Jet che prova a prendere la schiena, anzi ha preso la schiena di Gogollona ed è in un'ottima posizione per seguire appunto una cavalla che sarà sicuramente protagonista come l'allieva di Filippo Monti. Siamo agli 800 metri, stavolta abbiamo rallentato davvero, siamo a 30 di parziale, 14,8 comunque per il tratto davanti alle tribune, andiamo verso il chilometro, le posizioni non cambiano, i primi 5 cavalli sono sempre gli stessi, 14,3 per il primo chilometro di corsa, e prova a ripartire ancora una volta Giuseppe De Filippis con il suo cavallo per rendere difficile la risalita di Granito Jet che si lancia in terza ruota quando arriviamo ai 400 metri finali. Granito Jet si mette a destra di Giselle Gar e di Gogollona e la sua azione sembra veramente molto decisa. Molla Gogollona che retrocede, Granito Jet invece ora si mette alla destra di Giselle Gar. Stiamo per terminare la retta, 29,7 e sono gli ultimi 800 metri, entra in testa Guantanamo Trio, prova a difendersi, sembra ottimamente ancora sotto controllo Giselle Gar, prova a difendere la seconda posizione da Granito Jet e arrivano in queste 3 posizioni di Guantanamo Trio. Giuseppe De Filippis si porta a casa la corsa, il rotolo in 2,2,6 per 1,13,9 la media chilometrica della corsa. Guardiamo allo slow motion Giuseppe De Filippis che deve solo contare i metri per arrivare tranquillamente al palo, una lunghezza buona di vantaggio per il secondo dietro di lui, per il secondo che è Giselle Gar, che ha una mezza figura di vantaggio rispetto a Granito Jet, e poi stiamo in stretta foto il numero 1 Gin Tonic Cup e Gilda Spritz, poi arrivano tutti gli altri. Quindi Guantanamo Trio al primo posto, Giuseppe De Filippis alla guida e anche al training per questo maschio figlio di Beer Summertick.